Eccoci con voi. Allora, subito un messaggio da casa. SMS da Lorenzo, app, software, login. La vera bellezza è questa o starsene in montagna o al mare con un ritmo lento di vita piuttosto che stare tutto il tempo davanti a un bussolotto? Assolutamente sono d'accordo con Lorenzo. Meglio tutta la vita alla montagna. Però, che c'è un però, oggi il mondo va in quella direzione lì. C'è poco da fare. Oggi le aziende che assumono chiedono alle persone di avere quel tipo di competenza. Questo vuol dire che se vuoi avere un lavoro, oggi puoi passare il tempo libero in montagna, ma devi anche sapere usare le app, che altrimenti il lavoro non lo trovi. Possiamo spiegare alla signora Maria che cosa succede quando c'è un blackout in ospedale? La gente si incazza, giustamente, però magari vi punta il dito, ma tante volte non dipende da voi, no? O dipende sempre da voi? No, molto spesso non dipende da noi. Ovviamente non forniamo tutti i servizi noi. Noi ovviamente ci riforniamo da fornitori terzi e questi possono avere a loro volta dei problemi, per cui il sistema è molto, diciamo, complicato e complesso. Quando succede un guasto succede questo, succede che ce ne accorgiamo subito. Noi abbiamo un contact center, ovvero un centro di servizio agli utenti, per cui iniziamo a ricevere delle telefonate dagli utenti che dicono guarda che quel servizio, quell'applicativo in questo momento non funziona. Quindi la squadra si attiva immediatamente, mette a posto il problema, di solito in tempi molto rapidi, perché ovviamente avendo in gestione servizi che impattano la vita dei cittadini, di 1.200.000 cittadini, è molto importante che le cose si risolvano in breve tempo. Dopodiché il nostro contact center ricontatta gli utenti che in quel momento non hanno potuto utilizzare quel determinato applicativo, servizio o prodotto e gli dice guarda che sta funzionando. Questo di solito è l'iter che normalmente viene fatto. Quanto siete flessibili? Molto, molto flessibili devo dire. Devo dire che il gruppo che lavora nella parte servizio è un'eccellenza. Le do due numeri, noi gestiamo circa 500 applicativi, 2500 servizi. Cosa sono gli applicativi? Applicazioni software che possono essere, non so, l'applicazione che si usa per l'inserimento delle persone assunte e non assunte, piuttosto che un applicativo che viene utilizzato dal comune per gestire l'anagrafe, piuttosto che quello che viene usato per gestire i tributi, piuttosto che gli applicativi che vengono utilizzati per gestire bandi e contributi. Quindi abbiamo più di 500 applicativi in servizio, più di 2500 servizi e quindi ovviamente abbiamo moltissime persone che lavorano per gestire e per dare risposte su questi tipi di prodotti. Senta, il vostro è un ruolo importante, condividere anche con, ad esempio, le strutture ospedaliere. Può capitare che voi sappiate e chi è magari allo sportello non sa? Dice, ma non sono affari miei, ci pensa l'Insiel. Come coinvolgete allora, i vostri utenti? Di solito non succede questa cosa, di solito. Di solito. Di solito non succede. Può succedere. Noi abbiamo un programma di formazione e di affiancamento agli operatori, per cui per ogni prodotto o servizio che noi diamo c'è un piano, diciamo, di formazione agli utenti che utilizzano quell'applicativo. Funzioniamo esattamente come qualsiasi altra azienda che produce software, per cui, non so, penso a un prodotto di office automation. Nel momento in cui io uso quel prodotto, l'azienda normalmente mi spiega anche come si utilizza. È la stessa cosa che facciamo noi. E abbiamo anche delle procedure per far sì che l'informazione circoli e arrivi all'utente finale. Quindi io sto usando un applicativo e posso vedere se quell'applicativo è in manutenzione, è diciamo, momentaneamente offline oppure se è in esecuzione. Quindi c'è questo tipo di circolarità dell'informazione. Senta, cosa fate per evitare le repliche dei eventuali blackout? Perché il problema può ripresentarsi. Sbagliando si impara. Questa è la regola che applichiamo ogni giorno. Ogni giorno succede qualcosa di piccolo, di medio, di grande, che ha un impatto piccolo, che ha un impatto importante. Impariamo sbagliando e quindi viene fatto immediatamente un gruppo di lavoro che studia quello che è successo, capiamo qual era il problema e ci impegniamo affinché quel problema non si ripresenti in futuro. Se ne presenteranno altri, ma quello non si ripresenterà. Lei sta toccando argomenti molto tecnici e la politica la lascia in pace? Allora, la politica devo dire che c'è molto vicina. C'è un forte
impulso da parte dell'amministrazione regionale all'innovazione. Devo dire che l'amministrazione regionale si è resa conto che INSIEL è un'azienda, un asset importante per l'ente regione e nonostante questa cosa qui l'ha messa, diciamo, centrale all'interno di un programma più ampio di sviluppo del territorio. Quindi devo dire che la politica in questo momento ci sta aiutando molto. Ecco, qui la vediamo con la Presidente Serracchiani, vi sentite spesso? Ci sentiamo quando serve, Li ridevo molto, è una bella giornata. Era un momento importante, dopo un anno e mezzo di lavoro, mettere in piedi una giornata come quella del 29 aprile, l'Internet Day, sicuramente è un bel momento per festeggiare anche. Ecco, lei proprio mi ha anticipato, quindi evento importante, 170 eventi. Che cos'è l'Internet Day? Allora, bisogna raccontare che cosa è stato il D-Day. Quindi nel 2014, il 5 di maggio, abbiamo organizzato assieme alla Regione un'iniziativa che si è chiamata D-Day, Digital Day, dove assieme ad INSIEL si era organizzata una giornata per spiegare ai cittadini, alla pubblica amministrazione, alle imprese, quanto fosse importante oggi avere competenze digitali. Sono passati quasi 2 anni. Che cosa succede quest'anno? Quest'anno succede che ricade il trentennale da quando l'Italia è stata connessa la prima volta alla rete. Quella volta si chiamava ARPANET, che poi diventò Internet. E quindi il 30 aprile 2016 sono 30 anni da quel primo collegamento. L'Italia è stato il 4º paese in Europa ad essere connesso. Cosa succede? Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto al Digital Champion italiano, che si chiama Riccardo Luna, di organizzare una giornata per celebrare questo compleanno. E quindi Riccardo Luna si è attivato e ha chiesto a tutta una serie di partner se volevano partecipare. Hanno accettato il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Istruzione, alcune grandi aziende, alcune regioni, tra cui la Regione Friuli Venezia Giulia. Quindi la Presidente Serracchiani ha subito accettato l'invito e ci siamo attivati per organizzare questa grande iniziativa. INSIEL ha il coordinamento della manifestazione, l'organizzazione generale. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiamato tutti i partner che avevano partecipato con noi il 5 maggio 2014 a quella grande iniziativa, li abbiamo chiamati il 12 di marzo e gli abbiamo chiesto se volevano con noi dare vita ad un secondo D-Day, che quest'anno si chiamerà Internet Day FVG. Ecco, quando io dico 170 eventi, cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono 170 iniziative su tutta la regione, su tutte le province, dai monti ai mari, messi in piedi dai vari partner che collaborano con noi, che possono essere le associazioni di categoria, i parchi scientifici e tecnologici, le scuole, molto coinvolte le scuole, perché l'iniziativa si chiama Internet Day FVG, il futuro riparte dalla scuola. Cioè noi siamo convinti che per avere cittadini consapevoli dell'utilizzo delle nuove tecnologie bisogna partire dalle scuole, bisogna spiegare ai ragazzi. Eleonora. Scrive Cristiano da Cedarchis. Quanto incidono sull'efficienza delle amministrazioni pubbliche i programmi gestionali forniti da INSIEL e che feedback ricevete solitamente dai vostri clienti? Allora direi che incide moltissimo sull'efficienza dei nostri utenti. I feedback sono mediamente positivi. È ovvio che in ogni azienda che sta, diciamo, sul mercato, anche se noi siamo in un mercato di non concorrenza, tu puoi fare le cose benissimo, le puoi fare bene, qualcosa puoi farla non proprio bene. Quindi capita che qualche utente sia scontento dei nostri prodotti, questo devo ammetterlo. Però tendenzialmente direi che la stragrande maggioranza sono utenti soddisfatti. Non dimentichiamoci che INSIEL è un'azienda storica, è un'azienda che è nata nel 1974, è stata la seconda società di informatica a nascere in Italia e oggi ancora più dell'80% degli enti pubblici, dei comuni d'Italia hanno all'interno delle loro strutture un applicativo prodotto da INSIEL. Quindi è stata un'eccellenza dell'informatica pubblica in Italia e oggi vuole essere protagonista
del futuro digitale di questa regione. Ecco, che cosa vi chiedono gli enti locali? Presidente Puksic, faccia migliorare questa cosa. Allora, tendenzialmente gli enti pubblici chiedono che il nostro prodotto di punta, che si chiama Ascot, sia sistemato, sia migliorato, sia più efficiente, sia più performante, sia pensato per funzionare sui tablet, sugli smartphone, sia più veloce. Tutte queste cose qui noi le stiamo facendo. Ovviamente è un applicativo importante e complesso. Abbiamo annunciato però non più tardi di un mese fa, assieme alla Regione, all'assessore Panontin, un piano di rinnovamento di Ascot con un investimento di 5 milioni e mezzo di euro, con il rilascio di diverse funzionalità, più di 110 in 3 anni, che vanno proprio a rispondere a quelle cose che chiedono i nostri utenti. Quindi è stata fatta una mappatura su tutti gli utenti che utilizzano quell'applicativo delle funzionalità più richieste e mai sviluppate e le stiamo portando avanti. Cos'è Ascot? Ascot è il nostro prodotto software che serve agli enti locali, contabilità, anagrafe, tributi e tutto il protocollo, tutti i servizi dei comuni vengono gestiti con questo applicativo. È un software. Quanta gente segue? Questa cosa qui sono circa 80 persone. Che si dividono i compiti come? Tra sviluppo, assistenza, controllo, diciamo post vendita, passatemi il termine. Siete al computer per tutti ormai? Anche per gli ottantenni, settantenni? Sì, direi di sì. Ormai è per tutti. Diciamo che chi ha più di 65 anni, le statistiche dicono che ha più facilità ad utilizzare un tablet. Vuoi per la semplicità d'uso, per il fatto che non ci siano mouse o tastiere da dover toccare, vuoi perché si adatta più alle esigenze che può avere un over 65, per cui non so, cercare una cosa su un motore di ricerca, visitare una pagina web, fare una fotografia, fare una chiamata su Skype con il nipote che magari studia a distanza. Direi che comunque è la portata di tutti quanti. Allora, noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi torniamo qui con l'ultima parte e continueremo a parlare anche dell'evento del 29 di aprile a cui tiene appunto molto il Presidente Puksic. A tra poco.